Il Marsala 1912 si congeda dal proprio pubblico calando il poker contro il fanalino di coda Lascari Cefalù, che in virtù di questa sconfitta retrocede matematicamente in promozione. I ragazzi di mister Totò Brucculeri, nonostante l'inferiorità numerica per oltre 50 minuti per via delle espulsioni da Golli per doppia munizione, si impongono 4-1 grazie alle reti dello stesso Agolli, di Lettieri, Mangiaracina e Trifilò nell'ultimo match interno previsto da calendario. Per la cronaca, la rete dei gialloverdi porta la firma di Portera. Dopo una prima fase di studio con il Lascari che timidamente si affaccia in area azzurra proprio con l'autore del gol della bandiera che tenta una difficile conclusione rovesciata, e il Marsala 1912 che prende in mano le redini del gioco. A fondo di Agolli che si inserisce bene, ma al momento della conclusione viene chiuso in corner. Sugli sviluppi dell'angolo, battuto da Gino Giardina, lo stesso Agolli si fa trovare pronto per la deviazione vincente che schioda lo 0-0. Festa in campo e sugli spalti. La replica dell'Ascari si concretizza in un timido tiro di Mineo neutralizzato agevolmente da Faraone. Al 26esimo ripartenza del Marsala con Agolli che serve in verticale, la palla dopo un rimpallo giunge a Lettieri, apertura immediata di quest'ultimo per Mangiaracina che si imbola verso la porta difesa da Bafali e lo supera con un tocco di interno destro, salvataggio sulla linea di Ortiz, la palla giunge sui piedi di Lettieri che calcia verso la porta sguarnita ma trova la deviazione in corner di un difensore avversario. Ancora una volta sugli sviluppi dell'angolo il Marsala trova la via della rete. Ottimo schema con Giardina che tocca corto per Pedalino, brava a mettere nel mezzo per Lettieri che da pochi passi deposita in rete il 2-0. Il Lascari non demorde e prova a fare male sull'auto di destra, bell'affondo di Arena che crossa in aria per Corsino, ben appostato, quest'ultimo cerca una difficile conclusione a volo che si spegne alta sulla traversa. Il Marsala al 38esimo riparte bene con Mangiaracina che entra in aria di prepotenza e mette nel mezzo, bravo il guardapali avversario ad uscire evitando il peggio. Al 42esimo Agolli, già ammonito, entra in modo irruento a centrocampo su Arena, fallo duro, secondo giallo ed espulsione per il numero 7 azzurro. Il primo tempo si conclude con il Lascari in avanti, incursione per vie centrali di Senè, tocco per Boktway e conclusione centrale neutralizzata da Faraone. Nella ripresa i gialloverdi cercano immediatamente di spingersi in avanti e dopo un tiro cross ben controllato da Faraone al 53esimo riaprono la partita con Portera che su azione d'angolo trova la deviazione vincente con un perfetto colpo di testa. Non c'è tempo però di gioire per i giocatori di mister Boncore perché un minuto dopo Mangiaracina, ben servito da 5 mani, si mette in proprio e con un perfetto diagonale trafigge il portiere avversario tornando al gol. Gioia da parte del numero 11 che va in panchina ad abbracciare i suoi compagni e il tecnico. Al 57esimo ancora azzurri in avanti, discesa di 5 mani sulla corsia di destra, perfetto passaggio per Lettieri, conclusione precisa e potente che esalta le doti di Bafali che devia in corner. Al 74esimo il Marsala cala il poker, escono male in palleggio i ragazzi di Boncore che sul pressing di Giardina perdono palla. Erbini se ne impossessa, salta bene il diretto marcatore in velocità e serve un delizioso assist per il giovane Trifulò che calcia quasi un rigore in movimento depositando in rete il definitivo 4-1. Al 76esimo ottimo intervento di Faraone su conclusione ravvicinata del solito Portera, ma il gioco è stato fermato dal direttore di gara per fallo in fase d'attacco dei gialloverdi, mentre un minuto dopo ancora pericoloso Mangiaracina chiuso in extremis in corner da un difensore. Lascari vicinissimo al secondo gol con Sene che si vede negare la gioia della rete solo dal palo a Faraone battuto. Nel finale, in pieno recupero, un'occasione per parte. Prima Erbini non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione e poi Faraone devia in angolo una bella punizione calciata da Sene. Al triplice fischio, cori di gioia sugli spalti e festa in campo per la salvezza acquisita. Il prossimo 27 aprile, l'ultimo match della regular season a Gela.